Cari studenti, non mi è arrivata nessuna comunicazione da parte della rettora e quindi dovrete cacciarmi a calci da questa posizione. Io direi di cominciare a prescindere lei, non so, io sono stata invitata a parlare, lei vuole fermarmi? C'è qualcuno della sicurezza? Lei vuole interrompere il nostro dibattito? Con quale autorità? Chi è lei? Come possiamo evitare di perdere tempo con una persona, un esibizionista che si mette al centro dell'attenzione? Io non sono venuta qua a parlare con lei, non ho tempo per ascoltare. Lei può parlare come può parlare chiunque altro se chiede la parola e se gliela danno. Non me ne frega nulla di quello che sente. Lei, se c'è qualcuno che lo allontana, per cortesia, sennò non ha molto senso. Buongiorno a tutti, benvenuti. Ancora una volta siamo qui mossi, o meglio dire smossi, dai provvedimenti del governo in materia di università e ricerca per discutere e riflettere assieme. Vediamo dopo ci sarà un dibattito aperto a tutte le opinioni, quindi sinceramente questa cosa estemporanea non la capisco proprio. Allora, ripercorro brevemente i provvedimenti legislativi, magari mi concentrerò di più su quelli più recenti che forse sono meno noti. I telegiornali locali si sono invece concentrati su un'ipotesi remota di fusione con l'Università di Udine Trieste, tralasciando invece il punto essenziale che sono i tagli, che sono invece invece andiamo avanti ragazzi. Invece tralasciando il punto fondamentale che sono i tagli. Continuiamo quindi anche quest'oggi a discutere e informarci alla nostra maniera, diciamo. Abbiamo ascoltato in questo periodo varie persone,
studenti, professori, ricercatori, precari dell'università. In generale abbiamo ascoltato tutti quelli che avevano qualcosa da dire, che si sentivano coinvolti da questi provvedimenti. Continuiamo oggi su questa linea e ascoltiamo quello che ha da dirci una ragazza come noi, una ragazza normale. Come noi questa ragazza ha un blog, come a molti di noi le piace apparire in televisione e a volte, diciamo, anche litiga un po' col passato. Do la parola con estremo piacere a Sabrina Guzzanti. Allora io mi metto a mute già. Allora, io comincerei, nonostante il comico qua dietro, cercherei di fare un discorso serio e forse chiederei anche ai fotografi di forse spostarsi adesso perché sennò ci disturbate la visione degli studenti. Allora, io ho fatto altri incontri nelle università perché approfitto del fatto di essere in giro per l'Italia con lo spettacolo per incontrare gli studenti. Sto girando un documentario sull'Italia, quindi ne approfitto anche per documentare questa bella e forse prima vera reazione a questa situazione politica italiana, perché fino adesso gli italiani non hanno mai, ci sono stati girotondi, ci sono state, diciamo, ci sono stati già dei movimenti, delle manifestazioni di opposizione, ma è la prima volta che i giovani si mettono reagiscono veramente in quanto forza sociale, insomma, non è il vostro movimento che parte da un regista o dei politici, eccetera, è un movimento spontaneo di giovani che si rendono conto che questo sistema sta impedendo innanzitutto il diritto allo studio, che sta riportando a una situazione in cui soltanto quelli che vengono dalle classi sociali più alte possono fare degli studi seri, tutti gli altri tocca un'università che non vale nulla, in cui può insegnare, immagino anche uno così insegna lui. Insegna anche una persona che non ha la benché minima cognizione di che cosa sia la democrazia. Questo è quello che ci ha insegnato la televisione di Berlusconi, cioè come direbbe Berlusconi, loro hanno tutto il diritto a fare opposizione, io non ho mai detto che non ce l'hanno, noi abbiamo tutto il diritto a non avere un'opposizione. E questa è la logica per cui una persona si sente in diritto di impedire la discussione a non so quanti siete, 300 persone, 500 persone, e continua a rompere le scatole come se fosse una manifestazione di democrazia, impedire alla gente di parlare, perché noi stiamo parlando, non è che stiamo facendo chissà che cosa, è anche comprensibile. È andato via, basta, è andato via, cambiamoci, è giusto, è comprensibile che lui sia arrabbiato, ma non grande, beh, giusto, se n'è andato.